La falsità e la faziosità di Berlusconi lo si evidenzia anche nell'attacco al Capo dello Stato dopo aver attaccato la Corte Costituzionale per averlo definito un organo politico. Ripeto, egli con il lodo Alfano incostituzionale che ha già risolto, ha già vinto la sua battaglia stravolgendo le regole del gioco, e quindi non è con la Corte Costituzionale che oggi ne sancisce la incostituzionalità che se la deve prendere, ma semmai sono gli italiani che se la devono prendere con lui, che grazie ad una legge ad personam non possiamo sapere oggi se e in che modo ha corrotto il test Mills, anzi lo sappiamo. Per quanto riguarda il Capo dello Stato invece, ancora una volta Berlusconi mente sapendo di mentire, perché semmai dovrebbe ringraziare il Capo dello Stato, perché il Capo dello Stato, promulgando quella legge, gli ha dato la possibilità di usufruire di quella legge fino a oggi e quindi di permettere lo stralcio dei processi. Il Capo dello Stato, con la legge promulgata, l'ha messa in condizione di poter usufruire, attraverso una legge incostituzionale, ha permesso di usufruire di un, diciamo così, di un abbuono processuale, e oggi di ricominciare da capo un processo e arrivare alla prescrizione. Quindi egli sputa sul piatto in cui ha mangiato. Noi, ed io personalmente, ho già detto cosa penso di alcuni provvedimenti presi dal Capo dello Stato e non intendo ritornarci, perché non intendo ancora una volta spostare l'attenzione su quel che è il tema centrale della politica di oggi, e cioè che abbiamo al governo una persona che si è fatta delle leggi per non farsi processare e ha ottenuto il suo scopo, perché ha impedito al giudice naturale di processarlo e di condannarlo, perché in un reato a concorso necessario il corrotto è stato condannato e il corruttore, chiamato per nome e cognome Silvio Berlusconi, non si è potuto giudicare. A noi questo interessa in questo momento e di questo ne facciamo una battaglia di civiltà, ribadendo che per quanto riguarda il Capo dello Stato ci siamo già espressi in altra sede per altri provvedimenti. In questa sede noi intendiamo fare la nostra battaglia in difesa della democrazia e quindi con un immediato ricorso alle urne, e esprimiamo il nostro parere come Italia dei Valori con riferimento alla recente sentenza sul lodo Alfano. Rendiamo giustizia alla Corte Costituzionale per aver rilanciato il principio dell'uguaglianza di tutti di fronte alla legge, ma siamo amareggiati perché questo principio viene affermato quando ormai è troppo tardi. Il Presidente del Consiglio Berlusconi e il suo entourage stanno facendo a gara a far finta di essere arrabbiati. In realtà loro stanno brindando perché hanno raggiunto l'obiettivo. La legge doveva essere uguale per tutti già da prima, già durante il processo Mills, perché era il processo a carico del corrotto Mills e del corruttore Silvio Berlusconi. E grazie a questa legge, che oggi affermiamo essere e prendiamo atto essere totalmente incostituzionale, totalmente in violazione della Costituzione, egli è riuscito a far dividere la sua posizione da quella di Mills e a ottenere una sentenza in cui Mills è condannato e lui l'ha fatto franca. Oggi, a seguito di questa sentenza, il processo deve ricominciare con nuovi giudici e deve ricominciare con l'assunzione totale delle prove già assunte, perché nel frattempo, e c'è una modifica anche nel decreto di intercettazione ancora più restrittivo in questo, nel frattempo vale la regola per cui tutte le prove devono essere rifatte ex novo. 22 testimonianze ci sono state nel processo Mills, 9 rogatori all'estero, anni e anni di tempo che devono essere rifatti totalmente, rifatti peraltro da parte di un Presidente del Consiglio che, dovendo fare l'imputato, sarà sempre impegnato per motivi istituzionali. Manca 1 anno e mezzo alla prescrizione, che volerà via in un attimo, e il processo
a carico del corruttore Berlusconi, a differenza del processo a carico del corrotto Mills, si risolverà in una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Quindi lui ha raggiunto il suo scopo, nonostante che in fatto egli è dimostrato che egli è un corruttore di testimoni, perché nell'altro processo ciò è avvenuto. Ecco perché noi siamo amareggiati, perché questa legge non doveva essere emanata, non doveva essere approvata, non doveva essere promulgata, e che invece, così facendo, ha permesso a questo signore di farla franca un'altra volta. La ragione per cui non si dimette Berlusconi, ma la ragione per cui noi chiediamo le dimissioni è tutta qui, è una ragione tecnica, non politica. La ragione è che Berlusconi, proprio perché è lui che ha creato questa differenza di trattamento, oggi non può invocare il fatto che fa il Presidente del Consiglio per non farsi processare. Oggi è necessario che egli si dimetta da Presidente del Consiglio e vada a fare ciò che da 15 anni sfugge, l'imputato, e nel caso venga condannato che ne subisca le conseguenze anche in termini di interdizione dai pubblici uffici. Da 15 anni non lo fa perché lui si fa le leggi per non farsele fare, e ancora l'ultimo lodo Alfano ne è la dimostrazione. Ne chiediamo le dimissioni, chiediamo che si torni alle urne al più presto per permettere ai cittadini di scegliere il Parlamento e il governo che vorranno scegliere. E prendiamo atto che siamo solo noi a volerlo, perché ancora una volta l'opposizione, c'è chi la fa e chi la dice ma non la fa, perché il Partito Democratico ha già detto a Berlusconi pensi a governare. No, lui deve pensare a fare l'imputato, perché lui si è sottratto a questo dovere giuridico con una falsa legge da lui fatta, nonostante incostituzionale, proprio per evitare questo. E anche per questo noi dissentiamo da quest'altra argomentazione che portano avanti le altre opposizioni, quelli di dire adesso calmiamo le acque. Le acque si possono calmare semplicemente quando finisce a monte la tempesta, e noi vogliamo far finire la tempesta, non vogliamo chetare le acque, perché, ripetiamo, Berlusconi ha fortemente compromesso la credibilità delle nostre istituzioni, che sono state piegate in questi 15 anni ad una serie di leggi ad personam, di cui l'ultima non è il lodo Alfano, ma quel che verrà nei prossimi giorni in Parlamento attraverso la legge sulle intercettazioni, che conterrà sicuramente ulteriori norme restrittive in ordine all'acquisizione probatoria, in modo da permettergli anche di poterne usufruire con un'altra amnistia mascherata.